Telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, buonasera e benvenuti nel nuovo numero di chiedo scusa, nel nuovo numero di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda come al solito tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 sino alle ore 20:30, tenendo presente come al solito che tra le 20 e le 20:30 va in onda anche la rubrica giunta questa settimana alla sua quinta puntata dedicata alla la Champions League, la storia della Champions League, ovvero una delle coppe più importanti sicuramente del calcio professionistico. Però, come tutti ben sanno, noi parliamo solo ed unicamente di calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria, tenendo presente tra l'altro che questa settimana né la Serie D né la prima categoria ha giocato, turno di riposo, si è giocato soltanto quindi nei campi di eccellenza, nei 2 gironi del campionato di eccellenza e anche naturalmente nei 4 gironi del campionato di promozione. Vado subito a salutare il mio primo ospite di questa puntata numero 17 di Penalty, ovvero il presidente del Paternò Calcio, Ivan Mazzabuto. Buonasera presidente. Buonasera Ettore. Ben trovato, come Grazie. stai? No, abbastanza bene. A Giarre oggi un pareggio con gli occhiali, 0-0. Sì, è un campo molto difficile anche perché... Sia dal punto di vista proprio materiale, perché sì. è veramente in condizioni pietose questo campo. Sì, purtroppo sì. E anche perché ovviamente affrontavamo il Giarre che Sì. ultimamente ha fatto davvero È in molto ascesa, bene. in ascesa. Sì. E vabbè, è un punto che fa classifica, ma c'è anche un po' di amarezza perché insomma qualche punto perso per strada in questo momento vi obbliga un po' a inseguire la zona playoff. Sì, un po' di amarezza c'è perché forse, anzi non forse, abbiamo fatto un po' troppi pareggi in questo campionato. È vero. Abbiamo perso tanti punti con le squadre che stanno nella media bassa classifica, mentre magari con quelle che in questo momento stanno ai vertici abbiamo vinto o pareggiato. Però mai dire mai, perché insomma ancora mancano un po' di giornate prima della conclusione. Certo, bisogna vincere anche qualche partita pesante e adesso nel vostro cammino qualche partita importante ci sarà pure. Forse in quella maniera potete recuperare qualche punto importante anche in prospettiva appunto playoff. Sì, ultimamente abbiamo sfatato, ecco, il tabù di questi pareggi, abbiamo fatto 2 vittorie nelle ultime 4 gare. Quella infrasettimanale tra l'altro con il Camaro, Importante con il pesantissima, Camaro. tra l'altro giocata anche bene. Sì, Ho visto alcune assolutamente. immagini, una bella Una partita, bella prestazione. senza nulla togliere anche al Camaro che comunque ha giocato a viso aperto. Sì, ha giocato a viso aperto, però quella sera i ragazzi avevano veramente una grande determinazione e si è visto in campo, hanno meritato La vittoria. Allora, non si è giocato, come ho detto poc'anzi, l'apertura del nostro programma in Serie D, così anche in prima categoria. Guardiamo a questo punto il turno invece che si giocherà domenica prossima nel campionato di Serie D, così avremo modo anche di capire quale sarà l'andamento a seguire di questo campionato interregionale. Si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 17 marzo, questi gli incontri: Marsala Ciriale, Bari Castrovillari, Messina Città di Messina, San Cataldese Gela. Aspettate un attimo perché ho l'impressione che ci sia un problema, ho sbagliato, possiamo togliere questa tabellina perché si giocherà domenica prossima ma gli incontri sono altri: Città di Messina Bari, Castrovillari Cittanovese, Locri Marsala, Gela Messina, Nocerina Roccella, Portici Rotondo, Palmese San Cataldese, Igea Virtus Troine e Aciriale Turris. Abbiamo confuso un po' i turni perché effettivamente è quello che ho detto poc'anzi, il turno prossimo successivo, quello che abbiamo visto invece in schermata era quello che si disputerà eventualmente appunto la domenica successiva. Ok, però rompiamo gli indugi e parliamo subito della Serie D perché guardando la classifica che invece è veritiera e tra poco la vedremo grazie al nostro regista, voglio incominciare a parlare della Ciriale che ha iniziato il campionato in una maniera abbastanza travagliata, però poi alla fine pian pianino ha recuperato punto su punto. È la dimostrazione che poi alla fine se si fa squadra, se si fa quadrato, i risultati incominciano ad arrivare. Dopo breve è arrivato Romano e forse c'è stata la quadratura del cerchio. Che ne pensi, Ivan? Sì, sicuramente hanno iniziato con delle difficoltà. Hanno fatto una squadra allestita da tanti ragazzi e hanno avuto delle difficoltà iniziali. Sì. Poi con l'avvento di mister Romano e anche di Agatino Chiavaro
evidentemente si è trovata la quadra giusta, hanno iniziato a fare risultati, hanno vinto diverse partite e tra l'altro andando a pareggiare anche a Bari in un campo difficilissimo. Lì c'era profumo di professionismo. È vero, è vero. Certo, queste cose incidono, no? Il campionato di Serie D quest'anno è bello perché c'è il Bari e quindi quando viene il Bari o vai a Bari è sempre un evento. Certo, chiaro. Però fa cassetta, come si suol questo dire. Sì, assolutamente. Però è anche vero che è limitante perché sappiamo che questo campionato se lo giudicherà il Bari e quindi si gioca dalla seconda posizione. È già segnato. Si gioca dalla seconda posizione in poi. È vero. Se dalla regia cortesemente adesso mi possono mandare la classifica, con la classifica ci possiamo rendere conto comunque anche del cammino delle squadre siciliane. Certamente la Ciriale in questo momento in grande ascesa, proprio domenica prossima giocherà il big match con la Turris, sicuramente è quella che più delle altre può far sognare, anche se poi il discorso playoff nel campionato di Serie D è sempre un po' insomma limitato, è complicato perché più che altro si stila una classifica di ripescaggi, non c'è una vera e propria possibilità giocando gli incroci di partite di aspirare a passare di categoria. Sì, la Ciriale avrà sicuramente un turno impegnativo perché giocherà contro la Turris che è la seconda forza del campionato. Sarà importante non perdere per cercare di mantenere la terza posizione. Eccola qua la classifica, no, mi dispiace, oggi non abbiamo azzeccato la giornata giusta. È questa? È questa confermata? Sì, è questa la classifica attuale. Perfetto, Marsala, Portici e Aciliale con 40 punti, 50 della Turris, certo 10 punti sono anche sempre molto notevoli rispetto ad un possibile recupero. Sì, calcola che però la Ciriale ha una partita in meno perché deve giocare quella con la Turris. Anche la Turris ha una partita in meno che giocherà domenica prossima. Ho capito, ho capito. Beh, il Bari soprattutto. Il Marsala, ecco, questo Marsala che all'inizio della stagione insomma non aveva tanti punti a suo favore nell'ambiente insomma del girone, poi pian pianino i risultati sono arrivati e questa squadra del Marsala è riuscita comunque a catapultarsi nelle zone altissime di questa classifica. Marsala sappiamo benissimo è una squadra che insomma nel suo blasone ha anche occasione e di marca locale con il pallone che arriva a Candiano, bello il colpo di tacco a servire Balistreri, pallone alto sopra la traversa, ci ha provato subito il Marsala con questa conclusione che però è andata alta, ancora in avanti padroni di casa con la sfera verso Barraco, poi c'è la conclusione dalla distanza da parte di Bertalo, dall'altra parte lancio di 60 metri verso Barraco che stoppa il pallone, mette dentro di prima intenzione, arriva il gol dell'1-0 del Marsala, segna Balistreri tutto solo, se l'è perso in questo caso Alessandro Fragapane sul perfetto assist di Barraco. Il Marsala alla prima 3-4-1-2 adesso il Città di Messina, ma chi si fa pericoloso ancora il Marsala con Prezzabile, qui Padre pian pianino sta risalendo in classifica, e sicuramente l'ACR Messina. Vorrei sentire un po' il tuo parere su questo ACR. Disastrata parte iniziale, adesso pian pianino insomma si cerca di recuperare posizione su posizioni per evitare anche addirittura il discorso dei play-out. Ma dispiace perché ovviamente Messina è una grande piazza, ha fatto il professionismo, ha iniziato un po' male, ha avuto qualche problema societario, però mi sembra che adesso nelle ultime gare ha inanellato una serie di vittorie e addirittura si è tirato fuori dalla zona play-out. Sì, è vero, però chiaramente ogni partita dove non si porta punti è un problema perché si rischia poi di essere di nuovo coinvolti perché nel frattempo quelle che stanno sotto chiaramente cercano disperatamente di recuperare punti. Sì, c'è stato un momento che era davvero in una zona molto bassa della classifica. Con queste vittorie che ha fatto ultimamente è risalito e in questo momento mi sembra che sia fuori dalla zona play-out. È vero. Quindi merito al Messina. Merito al Messina, complimenti al Messina, noi tifiamo chiaramente anche per il Messina, così come tifiamo anche per il Gela. Anche questa una realtà che insomma da molti giudicata abbondantemente da serie superiore, però le difficoltà le ha trovate il Gela anche quest'anno. E naviga sì nelle zone alte, però chiaramente è una stagione fallimentare anche per Gela, tra l'altro col problema del campo. Assolutamente, quando già hai un problema grave di impiantistica non è facile andare a giocare lontano dalla propria città, lontano dal proprio pubblico, anche per la società stessa ha meno incassi perché poi Gela ha un bel seguito. Sì, è vero. E quindi non è facile mai
andare a giocare fuori dalla propria città. E questa cosa ci dispiace perché appunto l'abbiamo detto, Gela ha un blasone, però in questo caso non è per niente sfruttato, il suo pubblico amerebbe vedere il Gela intanto nel proprio stadio e chiaramente anche lottare in posizioni molto più interessanti, mentre invece quest'anno sarà soltanto una passerella, cercando anche di migliorare la posizione, perché comunque le prospettive di ripescaggio fanno sempre piacere, no? Poi dopo se il ripescaggio non arriva va bene lo stesso. E a proposito di squadre che stanno chiaramente andando a 1000, una su tutte, e ci trasferiamo adesso nel campionato di eccellenza, il Canicattì, che ha già disputato e vinto la Coppa Italia siciliana e adesso incomincia a girare per l'Italia cercando di racimolare una posizione importante, possibilmente vincendo la Coppa, che gli garantirebbe l'eventuale passaggio nel campionato di Serie D la prossima stagione. Attualmente è in seconda posizione nel suo girone di eccellenza, nel girone A, però ha disputato appunto la gara di andata contro il Corigliano Calabro, in casa Calabra si è comportata molto bene, torna a casa con un pareggio importantissimo, 2-2, guardiamo il servizio e poi ne parliamo anche con il nostro ospite. L'assaggio d'interregionale per il Corigliano finisce con il segno X, più cinici siciliani, abili nello sfruttare le trame costruite grazie anche a qualche amnesia difensiva dei padroni di casa. Discorso qualificazione ai quarti, seppur ad appannaggio dei canicattesi, rinviato al return match del 6 marzo sul sintetico di Ravanusa. E se gli isolani dovranno amministrare, ai coriglianesi servirà la gara perfetta per tentare l'impresa. Spostandoci invece alla cronaca con le immagini e il montaggio di Chiara Fusaro, andiamo a rivedere nel live le azioni salienti della gara. Lancio lungo del numero 4 Giglio a cercare il numero 7 Iraci, cerca di saltare l'uomo, vi riesce, si addentra in aria, poi si allarga Biondo e la palla di poco fuori, occasione ghiottissima per il Corigliano. Attenzione a Biondo che riesce a regalare un pallone per Coris, Cammareri non pressato, attenzione a questa palla e la rete del Canicattì con Angelo Caronia, tricarico, la palla che spiove in aria per Cosenza, palo e poi c'è il pareggio di Simone Bezziccheri. Cosenza a cercare Coris che si addentra in aria, il tiro, parte il cross di D'Angelo e gol incredibile per una disattenzione, c'è il fallo di mano e il calcio di rigore per il Corigliano. Parte Giovanni Foderaro che spiazza il portiere, parte in questo momento palla di poco sopra la traversa. E a margine dell'incontro di Coppa abbiamo ascoltato anche le impressioni dei due tecnici, mister Cosimo De Feo per il Corigliano e l'allenatore Nicola Terranova del Canicattì. Se devo fare l'analisi giusta, siamo partiti benissimo, nel senso i primi 20-25 minuti abbiamo fatto bene. Poi abbiamo subito un gol su una ribattuta, quindi poi ci sono stati 5-6 minuti per riprenderci, poi l'abbiamo recuperata. Avevamo preparato la gara per andare a aggredire l'avversario. Però è chiaro che poi dentro il campo c'è la forza dell'avversario stesso, Corigliano, che non sto qua io a presentare. È chiaro che abbiamo subito spesso il palleggio degli avversari, siamo rimasti per lunghi tratti della partita molto, molto lunghi e quindi chiaramente soffrendo tanto campo alle spalle dei nostri difensori, però devo dire che la squadra alla fine ha messo tutto quello che c'aveva.
Diamo un saluto al nostro nuovo ospite che ci ha raggiunto, ovvero Matteo Marcellino, direttore sportivo della Biancavilla, non soltanto direttore sportivo, diciamo un collaboratore a 360 gradi del presidente. Buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti voi. Lei è contento oggi perché la vittoria col Santa Croce probabilmente aiuta ancora di più sia la classifica ma ulteriormente insomma l'entusiasmo. No, aiuta la classifica perché la muove. È vero. È qualcosa di importante. Poi ovviamente l'entusiasmo va sempre ad aumentare perché questa è la seconda vittoria consecutiva che facciamo, quindi di conseguenza dopo la sconfitta di Catania sì, è stata una bella risposta. Vi voglio riallacciare adesso al discorso della Coppa Italia. Abbiamo visto prima della pubblicità il 2-2 importante in Terra Calabra per la squadra di Terranova. Sentiamo anche il presidente Ivan Mazzamuto, un 2-2 che a questo punto insomma fa ben sperare per il passaggio del turno. Lascia ben sperare per il Canicattì, speriamo che ci riesca, del resto avrà 2 risultati a disposizione. Certo, il cammino sarà lungo però abbiamo detto perché la abbastanza. Coppa purtroppo, anche se l'anno scorso il Troina insomma per poco 2 anni fa ci ha tentato. Arrivò in finale, il arrivò Troina, in finale e poi perse 3-2 mi in ricordo. finale. Vabbè, sì. succede. Parliamo subito del girone A del campionato di eccellenza con i risultati, la classifica e così poi la commentiamo con i nostri ospiti. Canicattì batte Cus Palermo 1-0, Alba Alcamo batte Castellammare 1-0, Licata batte Dattilo Novar 5-0, Geraci batte Mazzara 2-0, Città di Sant'Agata batte Mussumeli 1-0, Nuova Caccamo batte Partinica Audace 1-0, la Parmonval 2-1 vincente contro il Profavara ed infine Sport Club Marsala batte Castelbuono 2-1. La classifica vede ancora sempre di più in vetta questo straordinario Licata di Campanella. Guardiamo la classifica, 67 punti contro i 58 del Canicattì, la matematica si avvicina sempre di più, 51 per il Città di Sant'Agata, 43 Parmonval, Mazzara, Dattilo Noir, 35 punti per Geraci ed Alba Alcamo, 34 il Profavara, 29 il Mussomeli, 28 Castellammare, 24 il Caccamo, 23 per Sport Club Marsala, 20 punti Cus Palermo, 11 per il Partinica Audace, chiude la classifica il Castelbuono con 6 punti. Sarà sicuramente anche la prossima settimana una domenica importante perché insomma questo Licata sta assaporando una matematica certezza per arrivare in Serie D. Guardiamo il tabellino, queste le partite: Geraci Alba Alcamo, Profavara Cus Palermo, Nuova Caccamo Canicattì, Parmonval Città di Sant'Agata, Mussomeli Licata, Dattilo Noir Mazzara, Sport Club Marsala Partinica Audace ed infine Castellammare contro il Castelbuono. Allora, presidente Mazzamuto, diciamolo pure che questo Licata ci sorprende relativamente perché è dall'inizio della stagione che è puntualmente altissima in classifica. Che ne pensa? No, diciamo che già aveva una grande squadra lo scorso anno. Da quando è arrivato mister Campanella lo scorso anno hanno cambiato rotta. Poi gli sfuggì il campionato l'anno scorso, ma quest'anno diciamo che sono già con un piede e 3/4. Un piede e 3/4. Anche se il Canicattì deve recuperare ancora una partita. Però in ogni caso non penso che ci siano dubbi. Hanno già un po' mollato sia Canicattì che il Città di Sant'Agata. Direttore Marcellino, questo Licata ha sorpreso relativamente perché sappiamo benissimo come le squadre di Campanella giocano, decise, arcigne, prima non prenderle e poi con l'attacco che si ritrova puntualmente insomma i gol arrivavano. Che ne pensa? Mi ha tolto le parole di bocca perché ovviamente hanno un signor attacco. È vero, se pensiamo a Cannavò e a Testa, penso che per la categoria un terzetto bestiale siano un lusso e poi di conseguenza ormai a 5 giornate alla fine forse anche loro 5, sì, se non sbaglio sono 5 anche loro. Penso che se non già, come dice il presidente, un piede e 3/4 in D, ma quasi, dai, diciamo che... Meritatamente però, ma anche perché non ci sono squadre nel girone A che possono contrastare le prime della classifica. È vero, è vero. Hanno sofferto un po' la scorsa settimana a Geraci, mi sembra. Sì, che hanno vinto 2-1, sono queste infatti le immagini che stiamo guardando nel frattempo. Sì, 2-1, sì, allo scadere hanno segnato. Sì, è stata una partita difficile, ma perché il Geraci, insomma, è una squadra ostica, sono le squadre classiche ostiche. Gol, però poi se guardiamo la classifica dall'altro lato ci sono difese che hanno preso già 40-50 è gol. vero, quindi ovviamente con un attacco
come quello delegato non è tanto facile. Non si può sbagliare, non si può sbagliare. Invece quella squadra che secondo me quest'anno ha un po' sbagliato l'inizio è il Città di Sant'Agata. Presidente Mazzamuto, Città di Sant'Agata che ha cambiato allenatore, è andato via Bellinvia, è venuto un allenatore super professionista, è venuto, e forse qualche punto in più si poteva e si doveva racimolare, o sbaglio? Sì, probabilmente sì, qualche punto al Città di Sant'Agata. Giannattasio ne supera due, poi serve Biondo, affrontato da Maltese, Biondo li salta tutti, porta libera, salta anche Valenti, si defila però, Biondo costretto a venire dentro al campo, poi libera in qualche modo Maltese, creando ulteriore confusione. Ne salta due. Quante squadre? Genovese conclude sul primo palo chiamando all'intervento Valenti che si è protetto, non è finita, bisogna ancora di compagno, via 3 contro 2, 4 contro 2, buon tempo, allarga per Biondo, conclusione che si alza sulla traversa in vista dei playoff. Rientrando in studio, adesso sentiamo le interviste post gara da parte dell'allenatore della Parmonval e anche dell'allenatore del Pro Favara, poi sentiremo anche un giocatore della Parmonval, Tonino Cardinale, giocatore storico che insomma sta vivendo una seconda giovinezza proprio nella squadra della Parmonval, che sicuramente è da annoverare tra le sorprese nel girone A del campionato di eccellenza. La partita è andata bene, è iniziata bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio subito con un bel gol di Stassi e poi chiaramente l'abbiamo amministrata fino al primo tempo non rischiando niente, cercando di punzecchiare la loro difesa per cercare di raddoppiare. Noi faremo tutte le partite, io ho detto ai ragazzi, facciamo tutte le partite per vincere, quello che raccogliamo, in ogni caso posso dire ai ragazzi soltanto grazie per questa stagione, abbiamo fatto bene fino adesso, vorrei chiudere la stagione dando nelle ultime partite, coronarle con altre vittorie e poter arrivare dove possiamo arrivare. E diciamo che questo deve essere un incidente di percorso per noi, che ancora ci sono 6 partite e dobbiamo cercare di sfruttare già da domenica prossima il turno casalingo. Sinceramente dopo tutta la rincorsa che si è fatta ce lo meritiamo, anche perché abbiamo fatto, tranne questa, perché oggi non abbiamo giocato di sotto delle nostre potenzialità, ma devo dare merito alla Parmonval, su questo non ci piove, però sono contento fino ad oggi del cammino della squadra. Il rammarico che oggi magari c'erano 3-4 ragazzi sottotono, però non significa niente, c'è di rimboccarsi le mani, già da martedì iniziamo a prepararci l'altra partita. Il bilancio sicuramente è più che positivo, visto quali erano le attese della società, che si parlava di una salvezza tranquilla, cercare di raggiungere al più presto possibile questa salvezza. Siamo andati oltre ogni aspettativa, siamo dentro la griglia playoff, a prescindere se si faranno o no, siamo là, siamo quinti, quarti, stiamo lottando su quelle due posizioni, abbiamo ancora 6 partite a disposizione, non abbiamo nulla da perdere, ci vogliamo divertire perché abbiamo un grandissimo gruppo, un allenatore che ci fa stare bene, ci allena bene, una società che ci sostiene in tutto e per tutto, per cui non vedo il motivo per cui dovremmo mollare un centimetro. La nostra voglia, la nostra determinazione ci porterà alla fine del campionato e poi appunto alla fine del campionato vedremo dove siamo arrivati. Per adesso ci stiamo divertendo e dobbiamo continuare su questa strada. Parmonval, sorpresa assoluta del girone A del campionato di eccellenza, sperando appunto di riuscire a rientrare nel novero dei playoff che sono ancora tutti da decifrare. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone B e abbiamo 2 rappresentanti importanti di questo girone B, ovvero il presidente del Paternò e il direttore del Biancavilla. Sorpresa assoluta Biancavilla, diciamolo pure, in molti non vi accreditavano altissimi in classifica e invece poi i risultati sono stati tutti dalla vostra parte, quindi siete doppiamente contenti. Bello è questo, ovviamente noi siamo partiti con un obiettivo che era diverso da quello di lottare fino all'ultima giornata per il campionato, però alla fine il nostro presidente ha detto dice dobbiamo vincere il campionato. Bene, allora siete sulla buona strada a questo punto.
bene o male siamo là, ancora abbiamo qualche speranza, diciamo. Sicuramente. Però certo, ancora c'è qualche partita importante, insomma. Partite da fare, saranno sicuramente altre 5 battaglie. C'è il Paternò che è rientrato, secondo me, da qualche settimana in pool. Penso che sia stato sempre là, anche se con qualche punto di distacco. È vero, l'abbiamo già detto, qualche punto perso per strada che forse potrebbe anche risultare determinante anche nella classifica finale. Guardiamo comunque il tabellino odierno di questa giornata numero 10 del campionato di eccellenza, girone A. Questi risultati: Palazzolo Atletico Catania rinviata per maltempo, Camaro batte Città di Scordia 1-0, Terme Vigliatore batte Ionica 1-0, Giarre Paternò 0-0, Città di Rosolini batte Real Aci 6-1, Biancavilla batte Santa Croce 3-1 ed infine vittoria fuori casa del Milazzo sabato a Mascolucia contro il Catania San Pio X per 2-0. A questo punto guardiamo anche la classifica, dove si conferma anche chiaramente il Marina di Ragusa con 47 punti, appunto il Biancavilla con 46, i 38 del Camaro e del Palazzolo e poi i 37 del Santa Croce. Questa vittoria è diventata molto importante, direttore, perché si giocava contro il Santa Croce che non dà punti facilmente. No, è una squadra molto ostica da affrontare. Quando abbiamo giocato a Santa Croce è stata una partita difficilissima, già la conoscevamo e di conseguenza sapevamo che anche oggi non sarebbe stata facile. Siamo stati bravi noi, bravi ragazzi, bravo il mister, tutto il gruppo a preparare la partita durante la settimana e affrontarla come l'avevamo preparata. Poi magari la fortuna a volte ti aiuta e quindi di conseguenza dopo 20 minuti ti trovi già in vantaggio di 3 gol, però è anche vero la partita anche un po' più che abbiamo costruito nell'arco di 30 minuti almeno 6-7 palle gol limpide. Vittoria quindi strameritata. Guardiamo il prossimo turno che si giocherà domenica prossima, domenica 10 marzo, Milazzo Camaro. Questa è una partita importantissima, secondo me. Ionica Catania San Pio X, Biancavilla Città di Rosolini, Città di Scordia Giarre, Real Aci Marina di Ragusa, Santa Croce Paternò e poi infine Atletico Catania Terme Vigliatore. Guardando questa classifica, presidente Ivan Mazzamuto, questo Camaro è secondo me una squadra che spesso e volentieri ha determinato gli equilibri in questo girone, perché qualche volta vinceva partite importanti e altre volte ne perdeva, quindi se fosse stato più equilibrato il suo campionato sarebbe stata una squadra secondo me da prendere con le pinze. Ma ha fatto un girone d'andata davvero importante, poi nel girone di ritorno ha fatto qualche sconfitta ed è scivolato dietro in classifica alla quinta posizione. È sempre una squadra, una mina vagante, perché ha delle grandi potenzialità e quando sono in giornata dicono la loro. Dicono la loro, e come se la dicono. Infatti adesso ci guardiamo gli highlights della partita tra Camaro e Città di Scordia, uno Scordia che con questa sconfitta insomma ritorna ad assaporare il pericolo in classifica, e ce ne dispiace perché guardando insomma le immagini ci siamo anche resi conto che comunque lo Scordia ha fatto una bella partita in quella di Messina. Quindi guardiamoci gli highlights tra Camaro e Città di Scordia, vittoria della squadra messinese per 1-0. Inizia l'incontro tra Camaro e Scordia. Salta un avversario, lascia palla Atletico, può caricare il destro dalla distanza, palla direttamente sul fondo. Unafo cerca direttamente in area genovese, palla buona, catanese in uscita. Attenzione a Baglione, palla sul fondo. Guantano batte subito, il pallone di Fette in mezzo con il sinistro d'Amico, la girata alta. Parte il genovese che mette direttamente in mezzo, Cammaroto di testa sul fondo. Grazioso, poi attaccato dal genovese, salta bene anche Munafo, riceve nuovamente il pallone, la palla sul destro, prova addirittura a calciare, palla sul fondo. Cosentino scambia molto bene con Grazioso, la palla sul mancino, la mette in mezzo, palla all'indietro, il palo, poi Cammaroto riesce con un'acrobazia incredibile a togliere il pallone dalla linea di porta. Attenzione Amico nel frattempo, si libera molto bene, prova il tiro, fuori di poco. Genovese prova direttamente a calciare, gran parata. Parte il genovese che carica il sinistro, prova addirittura a calciare, gran parata.
di Catanese che mette in corner. Grazioso, c'è Falcone, attenzione, Grazioso e Gennaro, palla per Gennaro, Falcone su di lui, Gennaro frena, rientra sul sinistro, prova a calciare, centrale. C'è il Genovese che mette direttamente in porta! Il gol di Genovese al 21esimo! Incredibile! Direttamente da calcio d'angolo, Genovese porta in vantaggio il Camaro. Che gol del numero 10 neroverde, direttamente dalla bandierina. Esultanza con Ginago in panchina, e al 21esimo cambia il parziale con il gol direttamente da calcio d'angolo di Paolo Genovese. Mondello cerca D'Amico, sponda per Cardia, gran palla in profondità per Paludetti che entra in aria, il tiro di Paludetti sotto le gambe di Catanese che comunque riesce a mettere in corner. Falcone va al rilancio, occhio alla ripartenza, è 2 contro il portiere Genovese, Messina lo insegue, Genovese cercava di andare da De Luca, poi lo chiude ancora benissimo Catanese. La bandierina e finisce qui al 7° di recupero. Camaro 1, Scordia 0. Ottimo Camaro, dunque vittoria importante nei confronti del Città di Scordia. Adesso parliamo dell'altra squadra messinese che comunque si sta comportando abbastanza bene in questo girone B del campionato d'eccellenza. Parliamo del Milazzo, che addirittura è dato a vincere fuori casa sabato contro il Catania San Pio X. Una battuta veloce anche con i nostri ospiti. Iniziamo con il presidente del Paternò. Questo Milazzo è duro, ma molto duro, nel senso che è una squadra pericolosissima secondo me. Chi ci gioca deve stare molto attento perché è guardingo, è tenace, è cinico soprattutto. È un'ottima squadra, non mollano mai fino all'ultimo e vincere lì a Mascalucia contro la San Pio non è facile perché la San Pio è anche una buona squadra. Ci sono riusciti e quindi sicuramente è una buona squadra. È una buona squadra. Direttore, questo Milazzo può ancora agganciare i playoff? Certamente sono un po' lunghi in questo momento, però con la possibilità... Penso che ci siano 7-8 squadre che a partire dalla prima classifica sono tutte là. Tra l'altro voi a Milazzo avete sofferto, mi ricordo. Noi è stata una partita in cui siamo stati fortunati. Cioè, perché il Milazzo ha giocato una grande partita e ci ha messo in difficoltà. Avete racimolato un punto soffrendo tantissimo. Un punto importante anche con una delle poche occasioni che siamo riusciti a creare in quella giornata là. Vuol dire che la stagione è giusta, perché quando lo speriamo, però voglio dire, andare a vincere a Catania, non perdevano dal mese di dicembre, l'ultima sconfitta l'avevano fatta con noi, che eravamo l'ultima squadra che siamo andati a vincere a Mascalucia, se non ricordo male. Sì, sicuramente, quindi questo Milazzo è da prendere ancora in considerazione. Sì, anche perché è una partita in meno rispetto a tutte le altre. È vero, e quindi potrebbe servire questo anche per recuperare qualche posizione ulteriore in classifica. Guardiamocela questa bella vittoria fuori casa del Milazzo, 2-0 contro il Catania San Pio X. Stadio Bonaiuto Somma di Mascalucia. Dopo le fatiche infrasettimanali si torna in campo a distanza di 3 giorni. Lo si fa per raccontarvi la sfida tra Catania San Pio X e Milazzo, valevole per la 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone B. Terna tutta palermitana per l'occasione, formata da Fabio Saputo, suoi assistenti Alessio Cannizzaro e Manfredi Canale. Possiamo partire. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara. Prima occasione al 15esimo, subito con Ardiri che scodella dentro, si avventa Franchina, non riuscendo però a imprimere forza al proprio destro. Ancora Ardiri al 17esimo, calibra questo pallone dentro sul quale si avventa Pedrullo, scarta Romano per il vantaggio del Milazzo. Che assist di Ardiri, si è fatto trovare pronto Gio Petru, che ha eluso l'intervento dell'estremo difensore biancorosso e depositato in rete il gol del vantaggio mamertino. Cambia il parziale al Bonaiuto Somma di Mascalucia. Milazzo avanti dopo 17 minuti, ci prova un minuto più tardi a riequilibrare il risultato il Catania San Pio X, con Prividera che pesca sul binario mancino De Manuele. Surplus di De Manuele, prova a scagliare il gran destro che termina di un paio di metri largo alla destra della porta difesa da Lo Monaco. Un minuto più tardi ancora Catania San Pio, palla di prima di Prividera all'indirizzo di Abate, torsione perfetta, gonfia la rete ma gioco fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente del direttore di gara Saputo.
Termina così la prima frazione di gioco, duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decidesi qui la rete al 17esimo di Giovanni Petrullo. Possiamo così passare con le nostre immagini a raccontarvi del film della ripresa, che si apre dopo 5 minuti con l'immediato raddoppio Mamertino. Infatti strappo di Pino sul binario Mancino che prende il fondo del campo, palla al rimorchio dove c'è Tonino Longo, seconda rete stagionale. Battuto Romano ancora una volta, il Milazzo blinda così 3 punti. Che strappo di Tonino Pino in un'inconsueta versione assistman. Longo deve solo depositare in rete dagli 11 metri. Si affaccia in avanti allora il Sampio-Decimo con l'assist di Ranno all'indirizzo di Abate. Ravvisata a posizione di offside, ci aveva messo comunque il piedone lo Monaco, autore di un ottimo intervento, il primo di una lunga serie. Infatti scorriamo fino all'ora di gioco, quando sul cross viene atterrato così Abate da Ardiri e all'occasione, ora sì, di siglare il 14esimo centro l'ariete bianco-rosso. Si presenta infatti lui dagli 11 metri a tu per tu con lo Monaco. Si attende solo il fischio, il direttore di gara ha saputo. Va Abate alla destra di lo Monaco che lo ipnotizza. Si resta sullo 0-2 al Buonaiuto Somma. L'intervento prodigioso ancora di Antonio Lo Monaco nega la 14esima rete stagionale ad Abate. Dall'altro lato invece è la Piana che cerca disperatamente la via della rete che manca dal 10 febbraio a Rosolini. Col Mancino però calcia largo. Poco più tardi la Piana inizia l'azione, Pino serve in profondità l'inserimento di Franchina, la percussione di Franchina, eccesso di altruismo in questa occasione, palla messo dentro all'indirizzo di un compagno che non c'è. Dall'altro lato è Bacè che pesca ancora una volta la testa di Abate. Lo Monaco vola, si mette il mantello e devia il pallone sulla traversa. Era stata comunque ancora una volta ravvisata la posizione di offside. Si materializza però la resa del Sampio-Decimo all'87esimo. La punizione infatti di De Manuele dà solo l'illusione del gol. Si attende però solo il triplice fischio e arriva puntuale. Game over al Buonaiuto Somma di Mascalucia. Milazzo Corsara che porta a casa 3 punti e gli permette di salire così a quota 36 e ad attendere nella prossima uscita il Camaro che farà visita al Marco Salmeni in quello che sarà uno scontro diretto per l'appendice post campionato dei playoff. Da Claudio Costanzo non resta che rendervi un saluto e rimandarvi come al solito al prossimo servizio. Grande vittoria dunque del Milazzo in casa del Catania San Pio X, allenata da Anastasi. Adesso parliamo del Terme Vigliatore. Presidente Mazzamuto, questo Terme Vigliatore che all'inizio aveva fatto un po' sognare tutti, anche quelli che non si aspettavano che la squadra potesse avere anche credibilità nelle zone alte della classifica. Poi evidentemente è successo qualche cosa, perché sono incominciati ad arrivare risultati negativi, quasi a sprofondare nella zona playoff. Che cosa può essere successo? Ma guarda, anzi play-out più che hanno iniziato benissimo, tant'è che a 4-5 giornate dall'inizio eravamo in testa sia noi che loro. Sì, è vero. Il campionato. Probabilmente l'entusiasmo, no, della neopromossa e il gruppo che magari gioca sempre insieme ha prodotto questo. Poi hanno avuto un calo nel girone di ritorno. Vistosissimo tra l'altro. Sì, hanno fatto tante sconfitte consecutive, sono stati risucchiati molto indietro, sono uscite dalla zona playoff, però mi sembra che sì, oggi, la vittoria di oggi sonante con la Ionica magari hanno cambiato di nuovo rotta. È stata fondamentale, perché in questa maniera insomma si cerca di trovare una retta via per salvare a questo punto la stagione, perché pensare di andare poi a giocarsi play-out dopo aver insomma per buona parte della prima parte appunto del campionato, un buon campionato, è veramente brutta questa cosa. Comunque guardiamocelo il servizio. Terme Vigliatore vittorioso contro la Ionica per 1-0. Pronti a raccontarvi di Terme Vigliatore contro Ionica. Da una parte la formazione padrone di casa, adesso affidata a mister Nardi dopo le dimissioni in settimana di mister Cambria. È pesato tantissimo il 3-1 contro il Milazzo dopo un girone di ritorno sicuramente deludente. 26 punti in classifica fino a questo momento per il Terme Vigliatore. Terna arbitrale tutta messinese con Andrea De Francesco al fischietto. Marco Ghillè e Marco Gugliandolo suoi assistenti. Parte forte la formazione di mister Nardi con Bartucci in verticale verso Crinò, forse con la mano lo stende così Garzia. Non arriva alcun fischio arbitrale. Grazie al nostro rallenti vediamo come Crinò si sia portato il pallone con il braccio in avanti e poi l'estremo difensore della Ionica l'abbia steso in area di rigore. Si resta sullo 0-0 e Rasimienka allontana il pallone, ma poco dopo sarà proprio Crinò che dovrà uscire dal terreno di gioco. Non ce la fa infatti la punta di mister Nardi. Al suo posto entra in campo Maisano. L'impatto è a dir poco splendido, perché c'è il lancio in avanti di Davide Leo per Bartuccio che cerca sul secondo palo. Maisano che col colpo di testa porta in avanti il
del Terme Vigliatore al minuto 16, l'abbiamo detto, pesca d'oro dalla propria panchina mister Nardi, perché Maisano la sblocca dopo essere entrato in campo da appena 40 secondi. 1-0 per il Terme Vigliatore, si sveglia allora anche la Ionica al 18esimo, Martinez batte veloce un calcio di punizione, c'è Manuli che scatta il diretto avversario, Manuli il mette dentro, alza in maniera incredibile la forza, non arriva bene sul pallone il numero 9, c'era stata anche segnalazione da parte dell'assistente Marco Gugliandolo di fuori gioco. Calabrese scarica qui per Bartuccio, semina il panico sull'out destro, salta Manuli, mette dentro, allontana in calcio d'angolo la difesa della Ionica con il numero 5 Savoca. Dal corner successivo Bartuccio dentro, ci prova incredibilmente Benanti che da un passo mette il pallone sopra la traversa. Terme Vigliatore pericolosissimo al 21esimo, dall'altra parte però Gazzè riesce a recuperare il pallone, ancora Gazzè va a superare Triglio in velocità, anche Danna, ancora Gazzè entra in area di rigore, va col diagonale destro, la parata da parte dell'estremo difensore Barca. È una Ionica che però è viva qui con Manuli che va a sterzare, pallone in avanti dove c'è la Forgia, gran scarico per l'ingresso in area di rigore da parte di Smiroddo, non riesce ad arrivare sul pallone il centrocampista. Qui abbiamo visto le proteste della Ionica, però sembra corretta la decisione da parte di De Francesco, in questo caso perde però il pallone Manuli, si invola Calabrese verso l'area di rigore, ancora Calabrese entra in area, viene steso così da Manuli, chiederebbero il calcio di rigore quelli del Terme Vigliatore, si disinteressa a dire il vero del pallone Manuli, ma secondo il direttore di gara non c'è nulla, anzi va a reverbuire con l'ammonizione il giocatore del Terme Vigliatore. 58esimo, ancora un tentativo da calcio da fermo, stavolta è Loria che sventaglia dentro, Smiroddo cerca un'acrobazia incredibile, sfiora l'incrocio dei pali a un passo, a centimetri dal pareggio la Ionica al 58esimo, minuto 87, Puglisi cerca sulla destra Loria, ancora Loria prova a mettere dentro Triglio, probabilmente con il braccio totalmente attaccato al corpo, nemmeno in area di rigore. Moschella protesta in maniera sicuramente rabbiosa nei confronti del direttore di gara. De Francesco lo manda anticipatamente sotto la doccia, espulso anche l'allenatore. Quando ci sono 5 minuti di recupero si riproietta in avanti il Terme Vigliatore, in contropiede Bartuccio dentro per Calabrese che va a scartare Loria. Calabrese prova con questo destro ma manda il pallone sul fondo. Poco dopo titoli di coda infatti anche sul match, finisce 1-0 allo stadio comunale Italia 90 per il Terme Vigliatore che vince per 1-0 contro la Ionica grazie al gol del subentrato Maisano. Una vittoria che darà senz'altro ancora più energia al Terme Vigliatore per recuperare in classifica. Parliamo adesso della Biancavilla e dobbiamo farlo in maniera forte e dichiarata perché questo Biancavilla è la vera grande sorpresa oltre al Marina di Ragusa di questo girone B del campionato di eccellenza. Dove volete arrivare? Perché questa è una domanda che insomma ci sorge spontanea perché nessuno vi accreditava all'inizio, invece poi voi con risultati, gruppo, determinazione e organizzazione avete smentito tutti. Allora, dove vogliamo arrivare? Cioè, il nostro obiettivo è vincere il campionato. Bene, ma noi lo stiamo dicendo ora, le devo dire, il Presidente l'ha detto sin dalla prima giornata. Sì. Tant'è vero che a 3 giornate all'inizio del campionato, dopo la sconfitta col Paternò, se non ricordo male, sì, è vero. Il Presidente ha preso la decisione importante di cambiare l'allenatore. E da lì è cambiato tutto. Da lì è cambiato tutto. Quindi dobbiamo dire innanzitutto grazie al nostro Presidente che oltre ad aver fatto una scelta che è anche tecnica, chiaro, ad aver dato delle direttive scelta importanti, tecnica azzeccata a questo punto, azzeccata, ad aver dato delle direttive importanti, ad aver costruito grazie alle sue direttive un grande gruppo che oggi a 5 giorni dalla fine è qua a giocarsi il campionato, a giocarselo alla grande con una squadra che dimostra in campo insomma un'idea tattica e soprattutto un'organizzazione di gioco. Devo dire che il mister ha portato una mentalità nuova che almeno nelle nostre zone non vedevo da tempo, quindi questo ha fatto sì che la squadra intraprendesse un percorso di crescita diverso da quello che si era prospettato. Sì. Arrivando oggi ovviamente le dico che la squadra gioca un gran bel calcio, penso che voi addetti ai lavori magari non in tutte le partite ma in tante partite lo avete notato. Beh, i risultati sono dalla vostra. Poi ci sono anche i risultati che ovviamente in questo momento sono dalla nostra parte, c'è un grande gruppo dei ragazzi straordinari che non vogliono mollare, perché quello che abbiamo sempre creduto noi era che costruire un gruppo
ti avrebbe portato alla fine a poter anche lottare per vincere il campionato. È vero. Allora ci siamo riusciti, abbiamo costruito un grande gruppo e questo, una grande squadra, una grande famiglia, che ad oggi si gioca un campionato di quinta serie del calcio italiano. Un campionato tra l'altro che insomma riserverà secondo me sorprese sino alla fine. Il Paternò per esempio potrebbe essere un'altra ennesima sorpresa in questa parte finale della stagione. Oggi pareggiando in casa del Giarre sicuramente è un piccolo passo indietro, però insomma sommandolo agli ultimi risultati discretamente positivi fanno comunque ancora sperare ad un aggancio nei playoff. Che ne pensi, Ivan? Sì, speriamo ecco, di riuscire ad arrivare quantomeno ad agganciare la zona playoff e disputare. E poi giocarvi tutto in quelle partite. Io vedo che la squadra sta bene fisicamente, oggi forse era un po' più appannata per questa serie di partite ravvicinate. Abbiamo avuto anche oggi diverse occasioni, però non siamo riusciti a metterla dentro. Mi auguro che l'obiettivo minimo... Rimpiangi qualcosa in questa stagione, Presidente Mazzamuto? Rimpiango qualcosa, anche se il nostro obiettivo iniziale era quello di fare i playoff, quindi di migliorare la posizione precedente. A un certo punto del campionato ci siamo resi conto che probabilmente potevamo recitare un ruolo diverso, perché abbiamo iniziato molto bene, una vittoria in casa, poi abbiamo vinto fuori a Biancavilla, poi abbiamo vinto fuori in casa del Marina di Ragusa. Insomma, l'inizio era sicuramente molto ci siamo ritrovati primi in classifica, esprimendo anche un bel gioco. Poi abbiamo avuto un attimo di appannamento, da lì sono iniziati un po' di problemi e siamo scivolati man mano indietro. Però adesso da qualche settimana, per esempio questa vittoria infrasettimanale con il Camaro ha alimentato insomma qualche ulteriore chance. Quindi dell'ottimismo c'è in società. Anche perché sì, assolutamente. Anzi, noi siamo convinti di arrivare ai playoff. Devo dire che perché vedo che la squadra è reattiva, sta bene e sono convinto che centreremo almeno questo obiettivo. Allora, per chiudere, chi lo vincerà secondo te questo girone B del campionato di eccellenza? Presidente Mazzamuto? Bella domanda. No, questa è la domanda che farò anche al direttore Marcellino. Beh, è ovvio, scontato dire che se la giocheranno Biancavilla e Marina di Ragusa, però ricordiamoci che il Palazzolo, comodo il Palazzolo? Deve ancora recuperare due partite, però deve riposare. Infatti il prossimo turno il Palazzolo riposerà, però deve recuperare ancora la partita col Milazzo e la partita di oggi che non si è disputata con l'Atletico Catania. Vedremo cosa succederà. Allora insomma sarà forse un discorso a 2, parentesi 3 se eventualmente il Palazzolo insomma con i punti che può recuperare nelle 2 partite. E invece per lei direttore? Che facciamo? Per me lo ci vinceremo mettiamo noi. Dentro no, lo vinceremo Biancavilla noi. ad alta voce. Sì, lo vince il Biancavilla. Bene, è la prima volta che insomma è dichiarata questa. Magari dopo. Va bene, è bello quando ci sono queste belle determinazioni. È inutile nascondersi a 5 giorni dalla fine, siamo qua, siamo a un punto del Marina, abbiamo lo scontro diretto, anche se è fuori casa, però è sempre uno scontro diretto, quindi di conseguenza non penso che cambi tanto giocarlo in casa o fuori casa, perché sarà sempre una grande partita comunque. Bene, io colgo l'occasione per salutare il presidente Ivan Mazzamuto, augurandogli chiaramente insomma tutto il bene possibile. Siamo convinti che comunque il Paternò ancora la sua la potrà dire in questa stagione. Io ne sono pienamente certo, perché c'è un pubblico, perché c'è un blasone, perché c'è un'idea di società organizzata come appunto lo è questa del Paternò. Grazie Ettore. Bene, allora io adesso vi voglio parlare della CRA, che è un nostro sponsor partner che ci accompagnerà in questa parte finale della stagione. CRA è una delle aziende leader nel settore degli autoricambi. Troverete sicuramente presso la sede di Viale Vittorio Veneto il meglio della meccanica, sottolineando tra l'altro anche la possibilità di una vasta scelta nelle marche anche nipponiche. Vi voglio ricordare ancora una volta che CRA ci accompagnerà in questa parte finale della stagione di penalty e che se volete potete recarvi verso il loro punto vendita in Viale Vittorio Veneto 176 a Catania. Rientriamo in studio, ci fermiamo, c'è il consueto spazio pubblicitario, tra poco rientreremo e parleremo solo del campionato di promozione, perché questa settimana la prima categoria ha riposato. A tra poco.
Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 sino alle 20 e poi alle 20 spazio come al solito alla rubrica Champions Story, ovvero la storia della Champions League. Seconda parte che inauguriamo salutando l'allenatore della squadra dello Zafferana, ovvero Giuseppe Lombardo. Ciao Giuseppe, ben trovato. Oggi una domenica di riposo. Sì, oggi sì. Anche perché insomma ogni domenica si girano tutti i campi possibili, quando c'è la possibilità di riposare ben vengano, no? Campionato interessante quello dello Zafferana quest'anno. Diciamo che a parte il Valdivisi che fa storia a sé in questo direi anche l'Atletico, e direi anche un po' l'Atletico Messina, sì. Anche oggi si riposa, ma anche quando siamo fuori guardiamo i risultati degli altri. Giusto, giusto. Oggi c'era un recupero, 1-1, Randazzo Promente, ci interessava da vicino. Una prospettiva interessante, cercando magari di aspirare ai playoff, anche se sarà un po' difficile perché il divario è considerevole. Finché la matematica non ti dice il contrario, tu ci provi, ma effettivamente noi in questo periodo stiamo attraversando un periodo nero sotto porta, non riusciamo a fare gol, infatti i numeri lo dicono chiaro. Il nostro problema è lì davanti, costruiamo però... Quando ci sono gli attaccanti che fanno i gol, e qui Biancavilla ce lo dimostra, cambia tutta la stagione. Quando i Bomber fanno i gol promessi ad inizio stagione, poi il percorso cambia completamente. Diventa molto più facile. Noi abbiamo il grande Savasta che ovviamente in questo campionato ci sta dando una grossa mano d'aiuto, ma anche perché facendo parte di una squadra che è un grande gruppo, ha un compito, quello di fare gol. No, quindi non... È vero, è vero. Campionato di promozione, subito il tabellino del girone A con i risultati di questa 10ª giornata di ritorno. Oggi domenica 3 marzo, Libertas 2010, Don Bosco Partinico 2-2, Don Carlo Misilmeri batte Albatros Lercara 4-0, Salemi batte Gattopardo 8-0, Vis Borgonovo batte Camarat 2-1, pareggio tra Folgore e Monreale, vittoria fuori casa dell'Olimpica Agragas a Villabate per 4-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio vittorioso anche lui fuori casa contro il Balestrate, ed infine vittoria del Casteltermini 3-0 contro il Vallelunga. Questa ennesima vittoria fuori di casa dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio conferma che la squadra di Marineo a questo punto aspira ampiamente a vincere il girone e quindi volare nel campionato di eccellenza la prossima stagione. In testa infatti troviamo però in coppia con il Don Carlo Missilmeri con 59 punti, 57 per il Salemi, 49 per l'Olimpica Agragas, 48 Monreale, 43 Casteltermini, 39 Folgore Albatros Lercara, 34 Vallelunga, 29 Don Bosco Partinico, 26 Balestrate, 21 Gattopardo, 20 Camarat e Villapate, 14 Libertas 2010 ed infine 9 punti per il Vis Borgonuovo. Voglio andare subito a parlare del girone B perché voglio sentire anche il parere dei nostri ospiti. Risultati anche in questo caso di questa 10ª giornata di ritorno: Casteldaccio Acque Dolcese 0-0, Sant'Angiolese batte Altofonte 2-0, Gioiosa batte Bagheria 1-0, Cefaledium batte Milazzo 2-0, Acquedolci batte l'Iniziativa 2-1, Torrenovese batte Lascari 3-0, Sant'Anna batte Rocca di Capreleone 4-1 ed infine Gangi batte Sinagra 4-0. Questa vittoria ennesima della Cefaledium, 2-0 contro il Belpasso, fa volare sempre di più la squadra palermitana verso questo sospirato campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica, appunto Cefaledium con 59 punti, 54 Acquedolci, 44 Gangi e Sant'Anna, 41 Sant'Angiolese e Torrenovese, 40 il Milazzo, 36 per il Bagheria, 33 Sinagra, 32 Acquedolcese, 27 Rocca di Capreleone, 23 Lascari e Due Torri, 21 Altofonte, 17 Casteldaccia ed infine chiude la classifica il Gioiosa con 16 punti. Iniziamo dal direttore del Biancavilla. Cefaledium, Cefalù, solita domanda che faccio ai nostri ospiti, un Cefalù che ha ampiamente dimostrato di avere una buona organizzazione sia di gioco che societaria, il blasone è tutto dalla sua, a questo punto ben contenti che un'altra squadra di Palermo naviga a vele spietate verso il campionato di eccellenza. Sì, io penso che una società storica come il Cefalù ritorni a fare le categorie che gli spettano, ma nella sua regione c'è anche lo Sciacca, mi sembra che... in prima categoria. In prima categoria, che visto che abbiamo l'ospite... È altissimo in classifica. È altissimo in classifica, quindi ritorna di nuovo in promozione. Ci piace quando ci sono delle squadre, piazze storiche ovviamente, che riescono a tornare in categorie
in cui meritano di stare, ovviamente è bello, anche perché il calcio a questi livelli è questo. Qualità tecnica, sì. E questa è una cosa importante. Lombardo, ce la farà secondo te l'Acque Dolci a racimolare ancora qualche punto, anche se adesso i punti di stacco sono 5? Il campionato ancora è lungo, con i 3 punti tutto può accadere. Tutto è possibile. Per questo ancora diciamo che... Però forse il Cefaledium insomma ha qualcosa in più. Qualcosa in più sì, però da qua alla fine deve stare sempre lì sul pezzo e mettere un po' di pressione a chi sta davanti. Giusto, e se lo dice lui che è un allenatore dobbiamo per forza crederci. Guardiamoci questa bella vittoria fuori casa della squadra palermitana 2-0 a Milazzo. Non si ferma la corsa della Cefaledium, che passa anche al Marco Salmeri di Milazzo per 2-0 e si conferma sempre più capolista solitaria del girone B di promozione. Un successo firmato dai fratelli Marco e Giampiero Clemente, che consente all'11 di Ferrara di centrare la 10ª vittoria nelle ultime 11 gare di campionato. Un big match che si accende subito quando, dopo 2 soli giri di lancette, Marco Clemente toglie la sicura al destro fulminando Anani e facendo così Milazzo 0 Cefaledium 1. Per Marco Clemente la 9ª rete stagionale. Con la strada spianata la formazione palermitana spinge alla ricerca del raddoppio. Al minuto 17 gli ospiti conquistano un calcio di rigore per l'atterramento in area di Lococo da parte di Spellizzai. Dagli 11 metri però Giampiero Clemente si fa ipnotizzare da un super Anania che gli sbarra la via della rete. Dal successivo corner il destro volante di Marco Clemente non centra la porta per questioni di centimetri. Poi il Milazzo viene fuori dal guscio. Al 20° Mantaro impatta bene la pennellata di Laguidara, ma solo il palo gli nega la gioia del pareggio. I biancorossi insistono e alla mezz'ora né Mantaro né Laguidara riescono a deviare il cross dalla destra di Calderone. 4 minuti dopo, proteste dei locali per un presunto tocco di mano in area di Gatta, l'arbitro lascia giocare. Nella ripresa però la Cefaledium torna a spingere sfiorando per 3 volte il bersaglio, prima con il sinistro di Giampiero Clemente che esce di poco al lato, poi con la gran botta di Fazio che fa la barba al palo e infine con la punizione di Di Franco che termina alta non di molto. Il Milazzo non ci sta e al 60° troverebbe la rete del pareggio con la Corte, ma il secondo assistente arbitrale Triolo di Acireale alza la bandierina per fuorigioco dello stesso attaccante Mamertino. I locali insistono ma non riescono a trovare la via del pareggio. Poi al minuto 82 a complicare la situazione per il Milazzo l'espulsione di Mantaro che si becca il rosso diretto da Valzano di Catania per una brutta entrata su portera. Superiorità numerica subito sfruttata dalla Cefaledium che al 94° chiude i conti con Giampiero Clemente che da 2 passi supera Anania mandando di fatto i titoli di coda sul match. Per il bomber giallo-nero è la 20ª rete stagionale. Lo 0-2 finale consegna dunque alla Cefaledium l'8ª vittoria fuori casa, 19ª complessiva in campionato e il punto numero 59 in classifica che di fatto consolida il primato dei gialloneri. Una grande Cefaledium dunque che aspira ampiamente a vincere questo girone B del campionato di promozione, lo ha dimostrato anche con i fatti e con la forza, vincendo anche in un campo difficile come quello del Milazzo. Adesso parliamo del girone C del campionato di promozione, risultati e classifica soprattutto. Chiaramente grande big match ad Aci Sant'Antonio finito 0-0, lo Sporting Pedara nel frattempo ha pareggiato anche con l'Academy San Filippo 0-0, vittoria del Carlentini contro il Città di Mascalucia per 5-3, pareggio tra Giardini Naxos e Gescal 1-1, vittoria del Villafranca 1-0 con l'FC Motta, vittoria del Città di Mister Bianco contro lo Sporting Taormina ed infine vittoria fuori casa dello Sporting Via Grande contro il Torregrotta per 1-0, ha riposato il Ciclope Bronte. Questo è un girone molto interessante proprio perché insomma sono 2-3 le squadre che stanno lottando in maniera decisa per vincere il girone. Guardiamo la classifica, il pareggio della Cicatena è stato fondamentale, chiaramente in prospettiva anche dello scontro contro lo Sporting Pedara. Sappiamo tutti che sono queste le 2 squadre che più delle altre mirano a vincere questo girone, anche se l'Aci Sant'Antonio potrebbe essere sicuramente un avversario scomodo. Lombardo, tu che ne pensi? Secondo te ce la farà la Cicatena a vincere questo girone? Io starei attento all'Atletico Pedara, secondo me è un'ottima Sporting Pedara. Sporting. È la squadra secondo me più attrezzata. E questo Carlentini che adesso sta salendo a 43 potrebbe insomma cercare di sperare di agganciare anche questo secondo posto?
Lì se la va a giocare, sia con la Cicatena sia con Mascalucia. Mascalucia, sì, la Mascalucia che mi sa che ha perso. Però, ha perso 5-3 proprio contro il Carlentini. Però Dario sta facendo un ottimo lavoro lì da quando è arrivato. È vero. Una bella realtà. Poc'anzi, direttore, parlavamo di società importanti che insomma hanno un blasone, il Cefalù lo dimostra, ma anche la Cicatena non scherza, no? Tra l'altro una piazza caldissima come Biancavilla, come Paternò, è una piazza che ha una fame ha conosciuto la Serie D anni fa, ha calcato i campioni dell'eccellenza per tanti anni, ovviamente. Però sono d'accordo col mister, lo Sporting Perare è una delle squadre, noi l'abbiamo affrontata in amichevole nella pausa natalizia. E vi è piaciuta? Sì, mi è piaciuto molto, hanno un grande presidente che è storico, non c'è bisogno che stiamo qui a dirlo, e poi hanno una grande organizzazione, un grande gruppo e francamente mi hanno fatto un'ottima impressione, perché abbiamo fatto un'amichevole anche con l'Aci Sant'Antonio qua, e sono anche loro un'ottima squadra, ma la squadra che mi ha impressionato di più è il Sporting Perare. Però attenzione, perché questa Cicatena... Io la Cicatena non l'ho vista, devo essere sincero, tutti mi dicono che comunque è una squadra arcigna, tosta. Spesso e volentieri le squadre un po' assomigliano al proprio allenatore ed è giusto che sia così. Come Iemma è uno che è risaputo, penso che giocare bene le sue squadre e le chiude molto bene. La classifica dica questo ad oggi. Beh, allora a questo punto a Cicatena in testa, però lo Sporting penso che ancora potrebbe tentare l'aggancio, perché al di là che oggi lo scontro diretto comunque è finito in parità, però non so quante partite mancano nel girone. Bene, mancano un paio ancora. Però penso che ancora forse qualche possibilità ce l'hanno, e al di là di tutto devo dire che, conoscendo la squadra che ho visto in questa amichevole natalizia, è un'ottima squadra lo Sporting. Bene. Altro blasone importante, quello del Ragusa nel campionato sempre di promozione nel girone D. Guardiamo i risultati e poi vedremo se effettivamente anche questo Ragusa merita ampiamente, come credo lo meriti, di passare nel campionato di eccellenza la prossima stagione. Allora, RG batte Atletico Scicli 1-0, Enna batte Barrese 4-0, Frigentini batte Caltagirone 1-0, Floridia batte Megara Augusta 5-1, Real Siracusa Belvedere batte New Modica 3-2, Sporting Eubea batte Don Bosco 2000 2-0, New Pozzallo contro lo Sporting Priolo soltanto pareggio 1-1, ha riposato il Ragusa Calcio, meritato riposo per la squadra del direttore Palma, insomma, per poi dopo affrontare questa rush finale cercando di pilotare sempre di più verso il campionato di eccellenza, questo capoluogo di provincia importantissimo. Abbiamo la classifica, eccola qui, Ragusa Calcio con 51 punti, Real Siracusa Belvedere 49, 47 per l'Enna Calcio, 39 New Pozzallo, 37 Sporting Eubea, 34 Sporting Priolo con il Caltagirone, 32 New Modica, 27 RG e Megara Augusta, 26 per il Floridia, 24 Frigentini, 21 Atletico Scicli, 16 Don Bosco 2000 e poi infine chiude la classifica la Barrese con 7 punti. Iniziamo da mister Lombardo. Ragusa sappiamo benissimo che storia ha, erano attrezzati addirittura per fare il campionato di eccellenza, invece sono stati tra virgolette un po' costretti a fare il campionato di promozione, lo stanno stradominando, anche se insomma qualche partita persa dà fastidio per il curriculum di questa stagione. Darà fastidio, ma è bello per il campionato. Sono anche in semifinali di Coppa, tra l'altro. Ma sarà bello anche per il campionato, è più avvincente. Se tu lo vinci facilmente, non c'è gusto per andare. Valdinisi docet in questo caso. Ne parliamo dall'inizio. Questa stagione vincente. Ma ho visto per esempio che ci sono anche altre società di un certo blasone. L'Enna stesso è una città, o il Megara, vedendolo lì 27 punti, una grande storia pure in Megara. Parliamo di calcio di altri tempi, però che siamo molto nostalgici. Infatti ci ricordiamo qualche anno fa. State parlando con uno che l'ha pure allenato il Megara. Quindi quando ero molto più giovane. Allora attenzione, perché comunque è anche vero che il Real Siracusa Belvedere con questa vittoria contro il New Modica è insomma vicino, sono soltanto 2 punti che distaccano la vetta, quindi è ancora tutto aperto. Penso di sì, comunque, perché anche qui mancheranno 4-5 giornate alla fine, quindi penso che il campionato con 2 punti solo di differenza tra la prima, che è Ragusa, e la seconda, che è il Real Belvedere,
dico non possiamo dire che sia un campionato chiuso, però spezzo una lancia a favore della Ragusa perché non solo c'è un grande direttore che ovviamente conosciamo tutti e penso che alla fine l'organizzazione, il gruppo che hanno costruito, che poteva fare una categoria diversa da quella che stanno facendo, farà sì che questo campionato lo portano a casa. Il dubbio che e ci mi viene, auguro proprio con molta sincerità spero che il prossimo anno ci sia un bel derby a Siracusa di quinta serie del calcio italiano. Però attenzione, perché insomma il Ragusa ultimamente negli ultimi anni ci aveva sempre riservato insomma grandi stagioni e grandi cadute. Mi auguro che quella che sarà la prossima stagione possa essere già dall'inizio una stagione in crescendo in positivo. Perché insomma tutta la provincia di Ragusa soffre, no? Il Modica ne è una dimostrazione. Modica, Comiso, Vittoria, parliamo Scicli, parliamo di piazze che negli anni 80 e 90 hanno segnato un po' la storia del calcio siciliano, e oggi vederle in quelle categorie più basse ovviamente c'è un po' di rammarico. Sono delle sabbie mobili, cioè quando uno poi insomma si impantana è difficile venirne fuori. Con grande insomma voglia e determinazione le difficoltà ci sono, perché ogni partita è una battaglia. E anche lì Belvedere sarà perché Belvedere queste categorie le ha fatte spesso ed è una squadra tosta, per questo dico fino alla fine qui ci sarà da lottare, a prescindere con questo Ragusa leggermente più avvantaggiato, questo lo possiamo dire, no? Sì, penso di sì. Spero che Ragusa questa volta abbia trovato un'organizzazione, ovviamente una società che possa far sì che questa città stia nel calcio quello che conta, quando almeno a livello regionale. Lo vogliamo tutti, lo vogliamo la stessa cosa del calcio. L'altro girone con il Cefalù. Certo, perfetto, stessa cosa. Siamo la stessa lunghezza d'onda. Comunque la fortuna di tante squadre in queste categorie è che ovviamente la differenza, al di là dei giocatori, del direttore, dei mister, è giusto dire che la fanno i presidenti. Assolutamente, sono quelli che stabiliscono quelli che quale stagione fare, quelli che muovono un po' la classifica. Ed è giusto. Se tu ovviamente parti sin dall'inizio dell'anno con l'ambizione di vincere il tuo campionato, e ovviamente questi signori imprenditori che siano investono tanto affinché allora si muove un po' quello che è il meccanismo calcio. Sono d'accordo. Magari una volta in queste piazze esistevano, oggi magari non ci sono più persone interessate a investire su queste piazze che sono importantissime. Anche perché per vincere i campionati bisogna anche investire. Se non ci metti dentro, insomma... qualcuno che ha anche passione per investire. Sì, la passione, ma oltre alla passione bisogna avere anche un portafoglio. E se non hai passione... il portafoglio deve essere del presidente, non insomma degli sponsor che oggi ci sono e domani non ci sono. Insomma, questo è il grande dramma anche del calcio dilettantistico siciliano, e in modo particolare insomma della provincia di Catania, Siracusa e Messina. A proposito di Messina, ti voglio fare vedere qualche immagine del Valdinisi, perché insomma tu lo hai incontrato, e parlo anche di prima categoria per chiudere la puntata odierna di penalty. Questo Valdinisi che, diciamolo pure, è una società che inaspettatamente ha dimostrato che quando c'è organizzazione i risultati non è che arrivano, straarrivano e uccidono tutto il campionato, perché hanno dimostrato con la loro organizzazione sia tecnica che societaria che sono veramente una spanna superiore a tutte. Ma credo che sia proprio questo il segreto del Valdinisi. Già ne avevamo parlato pure noi l'altra volta. Hanno una marcia in più, sia come squadra in se stessa, anche Parisi lì sta facendo un ottimo lavoro, sia come organizzazione. Mi sa che hanno circa 13 dirigenti che vanno solo con la prima squadra, oltre al settore giovanile, questo fa tanto. Stanno investendo anche sul settore giovanile che prima lì in zona non ci stava, e vuol dire che è una società lungimirante. Infatti noi abbiamo avuto la scorsa settimana il presidente molto contento perché insomma due piccoli centri si sono uniti, hanno creato una forza e adesso vogliono costruire addirittura il nuovo stadio, insomma c'è un progetto, un progetto, e questa è sicuramente una bella iniziativa. Poi io conosco il presidente, siamo stati compagni di squadra con Ciccio Basile, è un ragazzo molto intelligente. E determinato. Oltre che era fortissimo quando giocava, la sua grinta la porta pure
in squadra. È un presidente che sa di calcio, perché ha giocato a calcio, e questa è sicuramente una cosa importantissima. Abbiamo anche qualche immagine della tua squadra Zafferana quest'anno. Se non ci fosse stato il Valdinisi e forse anche un po' l'Atletico Messina avrebbe potuto, insomma, aspirare a qualche posizione migliore in classifica. Siete ancora un po' in corsa, certo con grandi difficoltà, perché il distacco è un po', non dico considerevole, ma noi esiste. Come ti dicevo l'altra volta, abbiamo un problema di campo sportivo. Purtroppo noi giochiamo a calcio, non facciamo atletica. Automaticamente quando tu poi ti ritrovi a dover utilizzare il campo solamente per una volta alla settimana e poi ti fanno utilizzare la pista, non è il massimo dell'aspirazione per chi gioca al pallone, però il nostro lo stiamo facendo. E onestamente non mi piace vedere mezzo bicchiere pieno, perché potevamo avere qualche punto in più. C'è un po' di rammarico allora? Allo stato attuale sì, perché per esempio questa era, mi sa, la prima contro l'Atletico. Sì, l'Atletico Messina, che avete vinto. Abbiamo vinto. Avete battuto l'Atletico. Sì, era la prima giornata, loro ancora dovevano... Sì, poi hanno fatto una piccola rivoluzione anche loro dal punto di vista organizzativo societario. Però come ti dico, i numeri è statistica. Noi abbiamo fatto pochi gol e purtroppo quando tu non segni o devi fare 7 o 8 occasioni da rete per poter fare un gol, la dice lunga sul problema che la squadra ha in questo momento. Però siamo fiduciosi, diciamo che se all'inizio ci dicevano che a questo punto del campionato eravamo lì, firmavamo proprio senza assolutamente. Direttore, però fa piacere parlare dei dilettanti in maniera così spontanea, soprattutto con una squadra che chiaramente ha un obiettivo sì di disputare un grande campionato, ma poi si scontra con la realtà dilettantistica, no? Con un campo certamente non eccelso, con i ragazzi che chiaramente fanno questo anche quasi da secondo mestiere, mentre invece in questo caso, nel vostro caso, quando parliamo di eccellenza, non dico che parliamo di professionismo, ma siamo giù di lì, perché il dilettante siciliano è molto strano rispetto al dilettante laziale o che so del Trentino. Più che altro una mentalità del sud Italia, anche in Calabria, in Campania, le squadre di eccellenza non esiste sono... proprio nel campione d'eccellenza. No, al sud no. Sud ovviamente già dalla quinta serie in poi inizia ad essere quasi semiprofessionismo, poi semiprofessionismo è la Serie D comunque. Certo, questo è anche vero. Però già in queste categorie la mentalità è diversa, anche perché la maggior parte dei giocatori che ci sono in rosa sono tutti giocatori che vivono di calcio, quindi di conseguenza lo fanno per mestiere. Questo fa lievitare anche gli ingaggi chiaramente, no? E la stagione diventa più costosa. La stagione diventa più costosa, l'organizzazione diventa più costosa, perché ovviamente andare a affrontare un campionato di quello ti costringe per forza maggiore ad avere tutto, cioè dalla palestra alla piscina, al centro di fisioterapia, al fisioterapista, al medico sociale, cioè, perché anche quello fa squadra, perché se non c'è quel tipo di organizzazione non puoi mai e voi come Biancavilla avete lavorato per fare tutto questo? Sì, cioè non è nato in un giorno? No, soprattutto negli ultimi mesi abbiamo fatto sì che tutto sia organizzato al 100%. Penso che i calciatori, se avremmo la fortuna di vincere questo campionato, qualcuno lo porterò qua, anche perché tanti non ce ne possono entrare. E le posso dire francamente, penso che lo diranno lo stesso, che sono trattati come dei professionisti. Il Presidente è contento? Il Presidente è felicissimo, però... Quanto entusiasmo ci mette ogni domenica? Tanto, ma non solo la domenica, perché oltre ad essere un grande imprenditore è solitamente durante tutta la settimana sempre impegnato, quindi può seguire sotto certi aspetti poco la squadra durante la settimana, ma le posso assicurare che è sempre a contatto con me ed è sempre... Conosci il termometro del gruppo. Perfetto, ed è sempre, come dire, presente, anche se non fisicamente. Ma la dichiarazione di vincere il campionato in maniera forte e dichiarata, come l'ha fatto lei, è la stessa? È la stessa, è la stessa. Cioè lui è pienamente convinto che quest'anno è la sua stagione? È la stessa, sì. E Biancavilla è pronta per la Serie D? Penso che come tutta la società che si affronta a Biancavilla ha una storia di 70 anni di calcio. A che ricordi io, sarebbe la prima volta che noi andiamo in D, quindi una squadra che per la prima volta va in D, penso che non possiamo dire di essere, c'è un entusiasmo diverso, non possiamo dire di essere pronti per andare ad affrontare un campionato di D sotto l'aspetto sia organizzativo che anche
societario, però ovviamente l'entusiasmo di un presidente vulcanico e dinamico come il nostro ci fa sperare bene anche per la D. Per questo le dico anche se la D, sappiamo tutti, è un'altra categoria. È totalmente un altro tipo di campionato, anche perché il livello lievita molto sotto certi aspetti, e quindi, però io penso che... Beh, voi siete pronti, e questo già è un grande, è un grande segnale, è un grande segnale. Anche perché la vogliamo, quindi. Mister Lombardo, se il Biancavilla è super pronto per affrontare il campionato di Serie D, se dovesse andare tutto per il verso giusto, perché dobbiamo mettere chiaramente anche gli avversari nel conto, non siamo soli. Zafferana invece è pronta eventualmente la prossima stagione a resettare, dato che non ci sarà più il Valdinisi, e pensare anche in grande, perché Zafferana insomma ha una struttura bellissima, seppur insomma con qualche problema di manutenzione di troppo. No, ma diciamo che sulla manutenzione non è un problema, perché il campo lo hanno rizzollato proprio in questo periodo, e anche questo è stato il problema nostro di fruire, siamo emigrati a San Gregorio. Noi abbiamo il direttore tecnico che è vulcanico pure lui, ha 1000 idee, e bisogna capire anche se è supportato poi dall'amministrazione, non dipende solamente da lui, anche perché noi non abbiamo un presidente che... Con il portafoglio largo. No, loro lì sono a conduzione familiare, per questo sono un paio di amici che hanno fatto qualcosa di carino. È puro dilettantismo allora. Sì, sì. Poi a Zafferana mi sa che erano circa 11 anni che mancava pure la prima categoria. Sì, è vero. E allora si sta facendo bene, e credo che, vedendo gli errori che abbiamo fatto quest'anno già da inizio nel completare allora possiamo la chiamarla rosa. Una stagione transitoria, quella sì, che sta per concludersi? Secondo me sì, anzi te l'ho detto, abbiamo fatto più di quello che speravamo all'inizio. Poi da qua alla fine mancano ancora 7 partite. Tutto questo dal punto di vista societario, dal punto di vista tuo personale, una stagione che insomma ti ha dato delle soddisfazioni, oppure qualche amarezza di troppo poi ha pregiudicato anche un po' il cammino? Allora, sinceramente di solito dicono che le squadre rispecchiano il proprio mister. No, è vero questa cosa è dichiarata. Però io vado a vedere i numeri e secondo me la matematica è importante. E noi siamo l'unica squadra nei gironi di prima categoria imbattuti in casa. Però fuori casa abbiamo fatto solo 5 punti. E questo ti fa capire il perché di quel distacco. E se tu non vai fuori casa a prendere punti, c'è qualcosa che viene a mancare. Biancavilla ha costruito anche il suo successo quest'anno proprio anche andando a vincere partite importantissime fuori casa. Diciamo che in casa abbiamo lasciato qualche punto, però tutto fa parte di un percorso che deve seguire. Lungo, insomma, sarebbe impensabile. Però devo dire che fuori casa siamo la squadra più forte, almeno i numeri dicono quello. Bene, allora possiamo chiudere questa puntata di penalty. Voglio ringraziare il direttore. Grazie a voi. Lui ha detto: non sono né un direttore sportivo né un direttore generale, sono un dirigente che dirige all'interno di un gruppo che è quello del Biancavilla, guidato dal presidente Ventura, e con un obiettivo ben chiaro: vincere il campionato. A questo punto non vi tirerete più indietro. Beh, d'altra parte non ci siamo mai tirati indietro. Non vi siete mai tirati indietro. A 5 giornate alla fine diventa... Anzi, premete un po' sull'acceleratore. Sì, cerchiamo di farlo. Tra l'altro oggi vincendo una partita anche molto difficile contro il Santa Croce. Quindi questa qua dominando una partita dal primo all'ultimo minuto, ed è stata sicuramente un bel segnale che abbiamo dato al campionato e quelle che sono le nostre aspettative. E poi ci piace il fatto che comunque è una società pronta eventualmente per il grande salto in Serie D. Sì. Ok, questa qua è sicuramente una bella dichiarazione di ottimismo e di prospettiva per una piazza come Biancavilla, che a questo punto per la prima volta potrebbe assaporare la Serie D. Grazie direttore Marcellino, a presto, magari con la speranza di avere un risultato ancora più chiaro all'interno di questa classifica. Grazie al direttore Matteo Marcellino, direttore del Biancavilla. Un saluto anche a Mister Lombardo. Ciao, ci piace il fatto che hai dato una prospettiva alla tua squadra e alla tua società. E non è da tutti, quindi una conferma anche per la prossima stagione. Quello non dipende dal mister. Vabbè, ma quando però insomma il presidente vede i risultati da parte di un allenatore, insomma ci pensa sempre 2 volte a lasciarselo scappare. Sì, poi io col direttore abbiamo un'amicizia da lunga data e questo è, forse abbiamo questo... Il connubio è vincente. Sì. Bene, avete capito i vostri sbagli, se ce ne sono stati quest'anno, e quindi insomma su quelli state costruendo la nuova stagione. Sì, partendo già da sabato prossimo che abbiamo lo scontro diretto con la Juvenilia, speriamo di andare
a fare risultato ed è importante. Bene, incrociamo le dita e salutiamo tutti gli amici di Zafferana che seguono la nostra trasmissione. Noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento naturalmente a domenica prossima, a partire sempre come al solito dalle 18:30 sul canale 78 di Gold 78. Vi ricordo la replica il lunedì alle 23:30 e vi ricordo anche la replica il martedì sera a partire dalle 20:30 sul canale 114 di Persona TV. Chiaramente questa puntata è anche in diretta sulla pagina Facebook Tortorici Reattore, la potete rivedere quando volete anche in versione on demand. Voglio ringraziare come al solito la squadra tecnica guidata da Andrea Salerno e da Roberto Di Marco. Ringrazio l'editore di Prima TV Mirko Leonardi e vi do a questo punto appuntamento con Penalty a domenica prossima a partire dalle 18:30 e vi lascio come al solito anche con la nuova puntata della Champions Story. Arrivederci a tutti e appuntamento a domenica prossima.